Ciao, nel video di oggi vedremo una serie di linee guida che possono tornare utile per vivere nel migliore dei modi e in tutta sicurezza le nostre escursioni in natura. L'itinerario, la lunghezza e la difficoltà devono essere delle informazioni che tu già conosci prima di partire da casa. Studia bene il giro che vuoi fare sulla cartina, guarda il percorso, guarda se ci sono dei punti difficili e soprattutto se ci sono delle strade, delle scorciatoie che possono accorciare il giro in caso di bisogno. Nel caso tu decida di uscire da solo, lascia sempre detto a qualcuno oppure scrivi da qualche parte dove andrai e la tua meta. Scegli sempre un itinerario adatto alle tue condizioni fisiche, alle tue abilità tecniche e al tuo grado di allenamento. È inutile puntare troppo in alto, spesso strafare può mettere in pericolo la tua vita e quella dei tuoi amici. L'abbigliamento, le calzature e l'equipaggiamento devono essere sempre adeguati all'itinerario che andrai a seguire. Nel tuo zaino non deve mai mancare un kit di pronto soccorso e tutto ciò che può servire a superare anche la più piccola delle emergenze. Ricordati sempre anche una maglia, una giacca, un qualcosa di caldo, perché il tempo in montagna cambia in maniera repentina. Magari la mattina parti col sole, ma al pomeriggio può arrivare un temporale. La mattina magari parti da casa, il tempo è bello e ci sono più di 20 gradi, però dovresti saperlo, in montagna il tempo può cambiare repentinamente e il pericolo temporali è sempre in agguato, per cui controlla sempre le previsioni del tempo prima di partire, leggi il bollettino meteo dove troverai tutte le informazioni riguardanti l'evoluzione del tempo durante la giornata e durante l'escursione guardati in giro, guarda l'evoluzione del tempo in modo da capire in maniera anticipata cosa succederà da lì a poche ore. Non lasciare mai la traccia del sentiero, non cercare delle scorciatoie improvvisate tagliando per i pendii del bosco o magari per dei ghiaioni. È importante seguire i sentieri ed essere sempre consapevoli di essere sul sentiero giusto. Se per caso credi di esserti perso, torna indietro prima di perderti, diciamo, ancora di più. Torna fino a un punto noto, consulta la tua cartina e concludi l'itinerario seguendo il sentiero. Quando sei nel bosco non urlare, non gridare, rispetta la natura, rispetta le piante e gli animali selvatici, proteggi le piante protette e mi raccomando non lasciare mai in giro rifiuti, riportali sempre a casa. Con queste semplici linee guida non dovresti mai avere problemi durante le tue escursioni. Ovviamente l'imprevisto può sempre capitare, ma sta a te ridurre al minimo la probabilità di avere degli incidenti, seguendo queste piccole linee guida. Io per oggi ho finito qua, spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale se non sei già iscritto e magari a mettere un mi piace se effettivamente questo video ti è piaciuto. Inoltre, se sei interessato nell'argomento, ovvero pericolosità in montagna e come ridurre questa pericolosità, ti invito ad andare sul mio blog dove troverai degli articoli al riguardo. Tutti i link li trovi sotto in descrizione. Per oggi io ho finito qua, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!